Eccoci qui al punto, qui a Telefriuli, benvenuta assessore all'urbanistica del Comune di Udine, Giulia Manzan. Dottoressa, benvenuta. Come è andato intanto l'ultimo dell'anno e i primi giorni di gennaio? Grazie Enzo per l'invito, buon proseguimento a tutti. Insomma, a casa con un buon libro, una buona lettura, come tutti credo. Adesso si riprende, no? Perché mi pare che Sì, il fardello dell'urbanistica è abbastanza corposo. vero. Dopo naturalmente parleremo anche di autonomia responsabile, di cui lei è la coordinatrice, no? Mi pare, quindi Sì. si parlerà qualcosa anche di politica. Bene, io ho visto l'ultimo bando che avete emesso, mi pare, solo quello degli orti urbani, no? Come procede? Ma noi ci aspettiamo diverse domande di partecipazione perché avere un appezzamento di terra in concessione, soprattutto per le famiglie che abitano magari in appartamenti, è un buon motivo anche per una boccata d'aria fresca e per poter uscire, insomma. E ricercare questi spazi sicuramente è importante. Noi abbiamo fatto delle migliorie al vecchio regolamento prima di pubblicare questo bando. Una miglioria riguarda il canone concessorio che abbiamo abbassato ulteriormente, quindi adesso è di 30 euro all'anno. Abbiamo prolungato la durata della concessione fino a 5 anni, infatti il bando è 2021-2026 e abbiamo dato maggiori criteri premianti per le famiglie, ad esempio, che hanno più figli, quindi più numerose. Il bando per l'accesso agli orti comunque ha 4 categorie a cui si può insomma, partecipare, quindi gli orti per gli anziani, per le famiglie, per le associazioni e per le scuole che presentano appunto dei progetti didattici interessanti. Vi aspettate molte richieste? Sì, ci aspettiamo molte richieste, le nostre sentinelle sul territorio sono i capi orto che insomma stanno spargendo la voce alle nuove persone, insomma a chi ha già in concessione e quindi ci aspettiamo sì diverse richieste, tant'è vero che stiamo ricercando anche nuovi spazi, penso ad esempio a Via Dino Basaldella dove l'amministrazione comunale presto realizzerà anche lì un nuovo appezzamento di orti urbani. Bene, poi c'è il capitolo delle aree dismesse, no? Anche qui siete impegnati, mi pare, panza a terra, da quello che ho capito. Sì, questo studio nasce in realtà da una delibera che luglio scorso ho approvato in Consiglio Comunale, una delibera dove mi autorizzava proprio come ufficio a fare una mappatura di quello che c'è nel territorio del Comune di Udine di dismesso, di degradato o da riqualificare. Sapendo cosa c'è sul nostro territorio, puoi darti un ordine di priorità, cercare degli accordi, ad esempio con dei privati, far nascere delle idee per avere appunto una visione futura su queste determinate aree così abbandonate, o meglio, che non hanno una funzionalità originaria. È un buon metodo per darsi naturalmente un cronoprogramma di lavoro. Questo studio non era mai stato fatto, non è uno studio definito perché da adesso si apre una fase di partecipazione sia con i consiglieri, maggioranza, opposizione, con presidenti di quartiere, ma in questi giorni verrà pubblicato sul sito del comune e tutti potranno in qualche modo leggerlo, consultarlo e integrarlo, perché non è detto che sia così fatto, finito, ecco. Le aree sono tante, noi le abbiamo suddivise in 3 categorie, quelle che riguardano più il centro di Udine, quelle che riguardano più diciamo, il fuori centro Udine, l'ambito territoriale cosiddetto esterno, e delle aree ad esempio che hanno valenza pubblica, come ad esempio Piazza Primo Maggio, che è una piazza sì gradevole, ma magari non ha una funzionalità al 101% e potrebbe essere invece migliorata. Mettete mano anche lì, perché mi pare che è un punto dolens, no? Piazza Primo Maggio è una piazza che per gli udinesi è un punto di riferimento identitario, oserei dire, quindi eh, Vero. mm, è un punto Sì, sì. insomma, che riqualificherà ancora di più il Comune di Udine. Volevo chiedere, Assessore, il piano regolatore generale, a che punto siete? Volete mettere mano e soprattutto avete anche rapporti per integrarlo con i piani regolatori dell'Interland, o sono Tavagnacco, Paese di Prato, Campoforbido, cioè che sia più omogeneo anche all'Interland o no?
Questo piano regolatore non è così obsoleto, è abbastanza recente, è entrato in vigore nel 2013. Sicuramente, ad esempio, questo studio, così come ad esempio anche il PEBA, che è un altro strumento di pianificazione, che è il piano di abbattimento delle barriere architettoniche, potrà in qualche modo dare il là per revisionare il nostro piano regolatore. Io però mi sono insediata circa un anno fa, a fine 2019, e per tutto il 2020 mi sono concentrata tra le varie varianti al piano regolatore minori alla variante generale di reiterazione dei vincoli, che ha scadenza quinquennale. Quindi è stato un anno lungo, perché è una variante comunque generale al piano regolatore, dove siamo andati a reiterare quelle aree necessarie per realizzare delle opere di pubblica attività, in particolare strade, marciapiedi, sistemazione dei fossati. Quindi già quello è stato, diciamo, un bel restyling al piano regolatore. Siamo sicuri che comunque lavorando per priorità sicuramente ci sarà bisogno proprio di andare a metter mano su alcune tematiche. Però la priorità di questa amministrazione è dare delle risposte di carattere generale. Ad esempio il tema dei parcheggi, le do questa anteprima, sarà un tema che voglio insomma in qualche modo affrontare con una variante proprio al piano regolatore per aree destinate a parcheggi, quindi sempre a pubblica utilità. Cioè, ampliare, insomma, ampliare un po' la platea dei parcheggi. Ecco, senta, non so se lei si occupa del catasto o meno, ma ci sono delle voci dove si dice che il catasto potrebbe cambiare aumentando un po' le tasse, no? E questo è il motivo, no? Tutti hanno paura un po' di pagare molte tasse, si sa che le tasse sono un introito molto importante e il piano regolatore ne fa fede, no? Eh, io spero di no, ovviamente, perché insomma dobbiamo anche tener conto del momento storico che stiamo vivendo, quindi siamo in una fase di epidemia, di emergenza sanitaria, dove sicuramente mettere la mano al portafoglio dei cittadini non è così insomma facile, lo troverei quasi indelicato forse visto il momento, quindi io spero insomma che non ci siano evoluzioni in negativo, ma per il momento non ci siano ecco, delle... Tutto è fermo. Ecco, senta, lei ha anche la delega per i progetti europei, no? Sì. Come sanno le cose lì? A che punto siete? Quali progetti, diciamo così, sono in pole position, se posso permettermi? Sì, sì, noi abbiamo attivi 6 progetti europei, e 6 progetti che portano insomma l'amministrazione comunale in termini di ricadute economiche, poi naturalmente sono studi o opere pubbliche, 1.400.000 euro circa. Sono dei progetti che ho ereditato, che ho sposato fin da subito per la matrice, insomma, lo scopo, che sono insomma matrice ambientale, di sostenibilità ambientale, di efficientamento energetico. E quindi sono progetti che hanno una funzionalità molto interessante per questa amministrazione e che noi insomma coordiniamo con la regia dell'Ufficio Finanziamenti Europei. Per la nuova programmazione auspico di poter insomma attivare dei progetti analoghi, ma qualcosa di più inerente all'urbanistica, alla pianificazione territoriale, per poter insomma sviluppare delle alternative. Noi ci siamo occupati adesso appunto di Feed School, che si occupava di efficientamento energetico nelle scuole, negli edifici pubblici. Ci stiamo occupando di AdriAdapt, che è un progetto che ha come scopo lo studio delle aree allagabili, visto insomma i fenomeni meteorologici molto brevi ma così intensi, e lo studio delle rogge. Poi abbiamo un progetto che riguarda i luoghi di fede e di culto, Look Up, che ci consentirà di realizzare insomma l'illuminazione della salita verso il castello, il rifacimento della facciata della chiesa di San Francesco. Insomma, dei progetti interessanti. Insomma, mettete le mani sul territorio per rinverdire un po' quell'idea di Udine pulita, di Udine vivibile, no? In sostanza, questo è. Sì. Ecco, senta, come coordinatrice di autonomia responsabile, ci sono delle novità in casa vostra, mi pare, come l'avete stato affrontando? Ma allora, come ben sa, noi siamo una civica che nasce nel 2013. Alle ultime elezioni regionali per 200 voti non abbiamo eletto il secondo consigliere regionale. Siamo piccoli, ma siamo seri,
e abbiamo sempre insomma, centrato il nostro operato sui contenuti. Una dimostrazione lo è anche il recente evento fatto all'Abbazia di Rosazzo, l'Abbazia di Rosazzo bis a novembre dello scorso anno, dove è intervenuto anche il governatore della regione Fedriga, assieme all'onorevole Renzo Tonto, che è il nostro presidente. E anche lì insomma ci siamo concentrati su il guardare avanti, che era proprio il titolo di questo evento, in particolare ad esempio sulla riforma degli enti locali, sul Recovery Fund. Noi quindi cerchiamo di dare il nostro contributo, come abbiamo sempre fatto, in termini di contenuti, sia con la prima abbazia sia con questo evento, e attualmente rivesto questo ruolo di coordinatore regionale, ma le assicuro che siamo forniti di una squadra di giovani molto preparati che non aspettano altro che prendere il mio posto, e tanti amministratori sul territorio che ci danno una mano. Ecco, quest'anno mi pare che ci sono delle elezioni in vista, no? Trieste in pole position, poi mi pare che c'è anche Pordenone, se non sbaglio poi altri comuni che non sono minori, perché comunque sono oltre 15.000 abitanti e sono grossi comuni. Ecco, vi state già preparando sempre con le civiche, sempre col centrodestra, oppure siete liberi? Insomma, No, no, noi siamo leali e fedeli, insomma, alla maggioranza di centrodestra. A Pordenone prepareremo la nostra lista di autonomia responsabile. Lì ricordo che abbiamo il nostro capogruppo, il consigliere comunale Alberto Santarossa, così come anche in altri comuni, penso alla Tisana, ad esempio, Trieste. No, noi ci prepareremo come abbiamo sempre fatto, presentando una lista con nomi e persone di qualità e naturalmente in appoggio a questa coalizione di centrodestra, come abbiamo sempre fatto. ecco, senta, se deve dare un giudizio sulla giunta regionale, che voto si sente di dare? È chiaro che per lei sarà più che sufficiente, sarà anche un bel voto, ma siete stati accontentati in tutto per quanto riguarda il programma, parlo? Siete abbastanza allineati o no? Ma allora, dare un giudizio sicuramente complicato, soprattutto per una persona come me, insomma, che è giovane, alle prime armi, quindi chi sono io per dare un giudizio? Sicuramente il lavoro fatto finora per me è positivo. Quello che questa emergenza ha un po' tolto e spero insomma che si possano riprendere una volta terminata questa emergenza sanitaria sono gli incontri di maggioranza in presenza, perché sono dei momenti di confronto molto importanti sui temi che poi vanno discussi in Consiglio regionale. Sicuramente fare le videoconferenze va bene, però non è Beh, sufficiente, perché il dibattito, il confronto vis-à-vis sicuramente è molto importante, e questa è sicuramente una mancanza non dovuta per colpa di questa maggioranza, da questa giunta, e spero che quindi in un momento più favorevole si possano recuperare tutti gli incontri che abbiamo, ecco, perso finora. ecco, infine faccio un'ultima domanda. C'è qualcuno che anche dall'opposizione dice ma il comune di Udine non riesce a sfondare per quanto riguarda i progetti di Recovery Fund o Recovery Plan. E in questo momento è pronto Trieste, è pronta Gorizia che ha avuto quelle squadre sarà capitale europea della cultura, eccetera, e Udine? Ma Udine, credo che comunque il sindaco di Udine, l'onorevole Pietro Fontanini, stia facendo un ottimo lavoro, e il legame, insomma, e la fiducia che c'è con il governatore si vede, insomma, i rapporti sono frequenti, lo sappiamo, ci informa, ci tiene aggiornati, per cui anche Udine sicuramente non sarà messa da parte e avrà, insomma, quanto verrà richiesto su un progetto che è stato fra l'altro presentato un po' di mesi fa, Udine 2050, che è un progetto di interramento di una tratta di linea ferroviaria. Noi ci auspichiamo che anche su Udine possano arrivare queste risorse importanti, però non ci fermiamo qua, noi dobbiamo lavorare per la città di Udine e quindi andiamo avanti, ecco, con o senza Recovery Fund. Naturalmente sarebbe meglio. Bene, Assessore, io la ringrazio per il tempo che mi ha dedicato, naturalmente lei è sempre ben accetta nella trasmissione, quando ha qualcosa da dire la televisione è a sua disposizione. Va bene, allora buon lavoro e Grazie. naturalmente che ne abbiamo bisogno un po' tutti, che questa pandemia passi per appunto eliminare le videoconferenze e trovarci di nuovo insieme. Va bene? Grazie.